Sono Antonio Anedda, nasce a Pesasse Ui, in cui ha fatto i studi, i primi studi fino al suo liceo, dopo ha fatto l'università in Castello. Mi sono laureato in medicina, mi sono ingoiato con una femmina di Seui, tengo due figli e poi vivo in Castello e lavoro in Sasl di Castello in soggetto 18, in centrale operativa sul sistema di emergenza. Ieri offi a varrà in vita mia a fare questo mestiere, infatti ho cominciato l'attività di medico in Seui, poi su galla questa popolazione mi ha detto fare cambiare idea, non lui ha prologo con me e ha potuto giocare un altro lavoro. In questo tempo sto cominciando il soggetto 18 e mi sta andando bene, questa è un'attività che mi piace molto. Salimba sarda, con cosa ho cominciato a fuordare, sai che mi ha imparato mamma mia e babbo mio, con cosa ho imparato a fuordare. L'italiano l'ho imparato in scuola, quando sono arrivato a scuola, buona parte io da vetti su sardo, in vita si gestionava su sardo. Babbo e mamma dessa gente normale, a parte signorotto, imparando a scegliere su sardo. Ed io, da tanto, questiono sempre su sardo, poi ho imparato l'italiano, non è che francese pure l'inglese, ma salimba, bruso, chi tengo in suo corpo è sempre su sardo. Questiono sempre su sardo quando mi capita, in ogni occasione, e certe cose riescono a vetti in sardo, quando voglio trasmettere certe sensazioni che tengo in suo corpo, mieniti meglio su nada senza sardo, questa è la lingua mia, questa è la lingua che mi cresce e che spero mi sia da crescere. Quando mi capita in ogni occasione, un amico, con gente, ma a volte questiono un sardo, soprattutto una poesia fino a gente che non riesce a questionare su sardo. E io che ascolto con curiosità, proprio come una lingua strambecca, però fa un certo effetto, proprio resti una lingua e che narra certi concetti e poi si traduce spuro in questa lingua che devi da ascolta, è sempre stata una cosa bella e mi appartiene e da te già strinto me. Sul lavoro mio è un lavoro che ha bisogno di una tecnica particolare, è un lavoro nuovo, su medico e emergenza in ambulanza del 118, che è stato attivo in Sardegna da 13 anni, su 2000 ha cominciato. Devo lavorare appunto in queste ambulanze che portano su pronto soccorso anche su sede di danno, anche su sede di tragedie, incidenti e anche se la gente si intende male. Ecco, in questo caso, in situazioni più gravi, si arriva nostro. E questo succede che a volte, quando capita gente anziana o gente comunque che bisogna tenere bisogno in questa situazione di dimostrare umanità. Questo lavoro nostro è un lavoro metatecnico, però noi abbiamo l'umanità di puro, deve trasmettere a questa gente in pagora, in dirittura, una situazione
chi è presentandosi difficili in meda e quindi deve si stemperare questa situazione. E tanti ti fa quello, meda volta, meda non pago, rischi un sardo. E tutto un duna, queste persone, che stanno male pure, quando si intendono ponendosi domande, tutte le domande commentiste, come ti succede, questo e quest'altro, beh, si da spone in sardo, pare che si disovere di una volta, che è una cosa ai usi più familiari, più accanto, si intende più quasi chi Dio meglio. Amore si torna senza l'impanzoro, che è una cosa che disappartiene, e quando uno, bene, con tutta questa attrezzatura, vestito colore arancio, con sirenas e con tutto un movimento che sta attorno, l'unica cosa che mancai si intende in tinzoro è questa limba, e chi lui tirisi e rivolgesi, ponendo delle domande, e insomma, vai a dire che sei uno del suo mondo un zoro, tanto saperinti e già non esce pure a tenni tutte queste risposte che deserventi, perché ancora per decidere i tatenidi e non su questo veoso ed è quando un pero su sardo meda non pago ma gatto meglio in certe situazioni, soprattutto con gli anziani settanti è proprio una cosa lampante, addirittura di indagata sul rapporto diventa diverso. A me mi hanno imparato su sardo, babbo mia e mamma mia, in ambienti che vive sui cresci, e è una cosa, una ricchezza che mantiene. E poi i testi che non li adeperi trasmettere ai figli miei e alle generazioni nostre. È un vecchio che si fa e che non trasmetteva questa eredità, che non si hanno lasciato, questo tesoro enorme. E dunque è una cosa che ognuno si deve imponni su chi ha imparato, su chi questi stati trasmetti, lo deve passare a gente e d'ora. Deu da povato con i figli miei, del suo primo momento già questionano in italiano, però su sardo tu vuoi tu comprendi con il nonno Sanzoro, anche sempre questionano sardo e anche apprendi un meda pure e si racconta tante cose di questa nonna che è morta una, si racconta tante cose di suoi sul sardo che disegnarata, un'eredità immensa che non si può perdere, non si può perdere. Noi teniamo su un pseudo di passaggio, però per l'assai su che noi santi l'assai una cosa manna, è una cosa immensa che per Dio scusta e lo spero di tutto. Questa identità nostra, questa cultura nostra, lui è tutto, lui è tutto. E tocca da trasmettere alle generazioni nostre, tocca da entregare questo tesoro umano, a disimparare, a disoperare sul mondo, pure, cosa che ha provato, lo può mandare a scuola inglese o in lingua madre, tutto canto, però la cosa più importante che tocca da fare è tutto si usa da per fare e scusa della sai, su anche la sa noi, ad la sai a sa gente e d'ora. È un dovere manno, incadessere su anche la sa noi, a sa gente e d'ora. Questa scuola è anche i giovani crescenti, tutti vari, e anche si caricano di tutta questa cultura, di tutto questo bagaglio che ti serve poi in sa vita. È una cosa che non deve mancare in questo bagaglio di un giovane che nasce in Sardegna, è questo bagaglio delle cose sue che ti appartengono. Poi è una terra, la Sardegna, che tiene una cultura, una storia, cose che non si imparano, cose che non si imparano in scuola, e invece
scuola si deve preoccupare sia della lingua che deve essere imparata ai spicciocchetti, ma non imposta. Tocca dare un'attenzione come da imparare questa lingua, perché non diventa una cosa pesante, poi diventa come sul latino, che è una cosa che tutti gli studenti si sono pesanti, e tanto tocca da cattare sul sistema meglio con le tecniche giuste e adattando a varie situazioni. Questa lingua andata imparata in scuola, succedendo a pari a storia, a cose a chi interessano su la realtà di sua, della idea sua, del suo mondo suo, possibilmente calendosi fino senza attività di chi fa di suo babbo e sua mamma, fino a che funti attività del no a sfora della storia e della tradizione nostra, sarda, pura, agropastorale, c'è l'attività di stanti nuove. Ecco, imparare su sardo chi esti dessa vita che si vive di non una cosa piegata quasi del suo museo, deve essere la realtà di chi deve portare su ciò a bolli gestionare certe cose, di certo museo, di nuraggi, di tutta questa storia anche a Tuvassa. Bene, questa cosa tocca darsi da imparare in sardo, in lingua. E in questo modo io sono sicuro che da Varra, che di vissa di Bruso, questa è una cosa che intendi di Bruso in suo corpo, che appartiene di Bruso. La questione della lingua sarda in Sardegna è importante. E quando si questiona dei concorsi e che in questi concorsi è da toccare a ponni che hanno una preferenza pochini da ci questionare, è una questione di buon incontro, poi su fatto che un pubblico ufficiale, quindi uno che lavora in una struttura pubblica, non conosce la lingua della maggior parte delle persone, non fetta anziana, e quindi si sceglie esprimere in sardo puro, e quindi entra meglio in contatto con l'utenza, con la gente che si rivolge da questo ufficio. E adesso una cosa bella, devono deve essere una selezione esclusiva, vetti pochini, questione da sardo o che nel bilingue, però chi va a attaccare un vago punteggio in pruso o chi entra e non scidi e non conosce di sardo o di adattare o su manco imparare, poi deve donare un servizio e deve donare completo. Viene da conca un mestiere che può essere fatto in un comune, uno che anda a fare una guardia campestre e non conosce di sardo, tutto si adoponomastica e stinzardo. E come ti fai a entrare in contatto con queste cose che non conosci di sardo, con le persone che lavorano tanto su monti e che si esprimono di buona parte in sardo? E dunque, chi deve fare un servizio lo deve fare completo, in qualunque modo può fare questo servizio, deve conoscere tutti gli strumenti, e non è da conoscere il vetto su codice o esatrallesi, tocca da conoscere viene la lingua, usa che la gente questiona, poi su una preferenza in qualunque modo deve essere